In questa Summer School che ha avuto al centro il tema di architettura e paesaggio con il coinvolgimento poi degli enti della bonifica, lei ha fatto una battuta, ha detto dobbiamo collaborare con la natura. E questo è il messaggio che porta agli studenti. Cos'altro si sente di consigliare a dei ragazzi che diventeranno degli architetti e dovranno collaborare col paesaggio? Ma il mondo è fatto dal mondo selvaggio e dal mondo degli uomini. Il mondo selvaggio è meglio che rimanga selvaggio e che non ci sia proprio niente della mano dell'uomo che lo manipola e lo cambia. Invece il mondo dell'uomo è il mondo dell'uomo e bisogna adattarlo all'uomo rendendolo però il più adatto possibile all'uomo, e l'uomo è natura, per cui tutto questo lavoro che si deve fare continuamente si farà per dare all'uomo possibilità di vivere sul pianeta e di avere dal pianeta il nutrimento per la sua esistenza. Questo è da fare, progettare, manutenere, gestire, organizzare, sempre. Quanto è cambiato il ruolo del paesaggio in quello che è il mestiere di un architetto e anche quali sono le tante implicazioni che ha l'attenzione verso il paesaggio? Il ruolo del paesaggio è cambiato in funzione dell'organizzazione sociale nella quale si è vissuta. All'epoca della nobiltà il paesaggio dei nobili era bellissimo, coltivatissimo, super manutenuto e super progettato. Palladio ha disegnato le ville proprio al centro di giardini bellissimi. Oggi, che fortunatamente non siamo più in una società così divisa, il ruolo del paesaggio è un problema di tutti quanti, dalle persone più semplici alle persone più ricche e facoltose. E oggi è cambiato perché tutti quanti si stanno rendendo conto che senza il paesaggio non possiamo vivere. Mi piacerebbe inventare uno slogan e dire: paesaggio fa rima con saggio.